lasciata Borgonasca e arrivata a questo bivio si gira qua sulla destra e si va alla sorgente acqua ferruginosa e alla cascata del Cianà. Dopo 10 minuti di questo sterrato, in questa curva a gomito troviamo il bivio col cartello cascata acqua ferruginosa col pallino rosso. Troveremo prima la fonte d'acqua e poco più su la cascata. La sorgente che incontreremo risale all'800. Era una sorgente carbonico-ferruginosa, molto ricostituente per chi soffriva di anemia, affezioni epatiche e gastroenterite. Questi luoghi, grazie a questa sorgente, erano diventati un'importante e rinomata stazione termale, molto frequentata, addirittura avevano 400 posti letto. Oggi purtroppo non è più così. Ecco, qui c'è la fonte ferruginosa di Zanoni. Ora poi guardiamo dov'è, se è chiusa lì da quella gabbietta. È una fonte del 1846. Ecco qui c'era la fonte della cascata, se vedete l'acqua come rossastra, che contiene molti minerali, tra i quali il ferro. Ci doveva essere anche un tubo per poterla bere, ma evidentemente, visto che c'è il lucchetto rotto, qualche deficiente deve aver pensato bene di rompere tutto e di portare via anche il tubo. E qua c'è la cascata del Cianà con la freccia a destra. E per darmi ragione di quello che dicevo prima, il deficiente che ha rotto il lucchetto ha pensato di dare fuoco anche al segnale. Beh, ma io non lo so. Ma porca puzzola! Adesso ci stiamo avvicinando alla cascata. Certamente ora è una stagione che c'è un po' meno acqua, ma comunque dal rumore che si sente qualcosa ci deve essere. Eccola qua. Beh, insomma, diciamo che un po' d'acqua c'è. È un bel salto comunque, una ventina di metri buoni. Peccato, non ho il cavalletto grande. Ora guardiamo come posso fare per fare un paio di foto. Allora, abbiamo fatto una piccola deviazione molto breve di 2 chilometri verso Borzone. Qui siamo all'abbazia di Borzone, è stupenda. La giornata si è decisamente messa al brutto. L'abbazia di Borzone del secolo, dal X all'XI secolo. È una costruzione molto bella.
Qui ci sono 2 cipressi centenari. Dentro me l'aspettavo più antica. Vi invito, se vi fa piacere interagire e scambiare visualizzazioni, di iscrivervi al canale, sarete senz'altro contraccambiati. Ricordo che i vari video divisi in episodi, in particolare quelli di cronaca, li potete trovare nell'apposita playlist cronaca, così come tutti gli altri contenuti di tipologie diverse, dai borghi marini al trekking e quant'altro. Un saluto a tutti e grazie per la visione. Alla prossima.